A CGIL e UIL non piace il disegno di legge sicurezza in discussione al Senato e stamane manifestano innanzi alla prefettura di Agrigento. L'ente di ingrandimento della Procura di Enna sul problema idrico, attenzione su turni, bollette e business delle autobotti. Le piogge danno ristoro a dighe e torrenti, sollievo per gli agricoltori della provincia. No ad un assessore in più per i comuni siciliani. I 5 Stelle insorgono per il rinvio della discussione della legge sul crack. Carovoli, nuove misure dalla regione. Anche ad Agrigento stamane il tour della Polizia di Stato destinato ai giovani per istruirli sulle trappole e i rischi della vita online. Nuovi sbarchi a Lampedusa, Messina Denaro spunta altra amante, i genitori separati litigano, il bambino viene negato il diritto allo studio, sequestro di prodotti ittici a Cianciana. La seconda edizione della Costa del Mito, golf sport al Resort Verdura, Acragas, esordio ieri di Pino Rigoli, nuovo allenatore e poi la Goal Collection. A tutti un saluto dalla nostra redazione organizzato da CGIL e UIL. Si è tenuto stamane davanti il Palazzo di Governo di Agrigento un sit-in. La protesta è indirizzata al decreto sicurezza in discussione al Senato, che dopo essere già stato positivamente esitato alla Camera adesso è in discussione, come detto. Sentiamo. La CGIL è oggi in sit-in con la UIL per manifestare contro il decreto legge sicurezza che proprio stamattina sarà in discussione al Senato. Ricordiamo che già alla Camera è stato approvato. Ecco, cos'è che denunciate? Quali rischi secondo il sindacato? Un DDL cosiddetto sicurezza, perché di sicurezza non ha nulla, è un disegno che loro hanno di reprimere il dissenso. Il governo Meloni, piuttosto che affrontare il malessere dei cittadini, dei lavoratori, delle famiglie, pensa di chiudere tutti in galera. Vogliono impedire appunto ai giovani, ai lavoratori di denunciare le crisi che ci sono nel nostro paese, minacciando la chiusura in carcere. Vogliono chiudere in carcere persino le donne incinte e le giovani mamme con figli sotto 1 anno. Ecco, questo denota il pensiero che questo governo ha della gente che lavora, della gente che studia, dei disoccupati. Noi diciamo al governo di affrontare il malessere piuttosto che reprimere. Poi questo governo, al contrario, elimina tutte le leggi che sono leggi che mettono in galera invece i reati contro la pubblica amministrazione, perché in quei reati c'è la spia molto spesso della presenza della mafia. Allora noi diciamo: condannino e mettano di nuovo il penale per i reati, coloro che fanno reati contro la pubblica amministrazione e contro i mafiosi, piuttosto che contro il sindacato e i lavoratori. Giovanni Manganella, in rappresentanza della UIL, in sit-in insieme alla CGIL per rimarcare i rischi di questo decreto legge sicurezza in discussione al Senato, già passato alla Camera. Si sta attraverso questo decreto sicurezza andando a inasprire tutta una serie di pene, mettendo in forse anche la possibilità di poter legittimamente produrre una opposizione a quelle che sono leggi che vanno contro il livello di civiltà che abbiamo acquisito nel tempo. Inasprire le pene di per sé non vanno a risolvere le problematiche che hanno evidenziato, e nello stesso tempo probabilmente alcuni eccessi, tipo la carcerazione di donne che si trovano in stato di gravidanza e questioni di questo genere non sono sicuramente vicine a quello che
il sentito, diciamo, della popolazione e dei cittadini italiani. Parliamo adesso di acqua, ci spostiamo ad Enna perché la Procura ci vuole vedere chiaro sulla vicenda dell'emergenza idrica che sta sollecitando la mobilitazione degli utenti. Si tratterebbe di una indagine esplorativa che sortisce dalle manifestazioni esasperate, da bollette ricevute dai cittadini, da turni insostenibili, da assenza di acqua e serbatoi vuoti, di rifornimenti a mezzo di autobotti che hanno creato anche un dubbio mercato parallelo dell'acqua con esborsi ulteriori da parte dei cittadini e ancora dai rischi collegati al mercato nero dell'acqua. Insomma, una situazione complessa che la Procura di Enna intende affrontare per svelare se sussistano profili di illegalità, ma ad Agrigento la situazione non è diversa. E ancora acqua, le piogge dei giorni scorsi hanno regalato, seppur in maniera limitata, un quantitativo maggiore di acqua a torrenti, fiumi e dighe siti in provincia. Un dato significativo viene dalla diga Castello di Bivona, dove ha cominciato a confluire lentamente l'acqua per caduta dalla traversa Gebbia a sud di Lucca Sicula, a servizio di tutto il comprensorio agricolo riberese e dei comuni agrigentini consorziati ad uso civile. La situazione idrica dunque dovrebbe migliorare pure sul fiume Sosio Verdura, dove sono posizionate la traversa di Gammauta e la diga Raia di Prizzi, sul fiume Sosio a nord di Burgio e Villafranca Sicula, dove a giorni saranno eseguiti dei lavori di polizia sul letto del fiume per permettere agli agricoltori di prelevare l'acqua ad uso irriguo. E adesso la Regione. È stato esitato ieri il disegno di legge sugli enti locali, non ci sarà un nuovo assessore per ogni comune della Sicilia. I comuni siciliani non avranno un assessore in più, lo stabilisce il disegno di legge enti locali approvato dalla Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, presieduta dall'esponente della nuova DC Ignazio Abate. Adesso la palla passa all'ARS per un documento che ha subito tante modifiche, visti anche i 150 emendamenti presentati la scorsa settimana. È un testo completo, commenta il presidente della prima commissione, e che sottolinea che indubbiamente rispecchia più fedelmente la realtà moderna degli enti locali. Adesso dice: aspettiamo il responso dell'Aula. Fra le principali novità c'è quella, dopo l'eliminazione dell'ipotesi di un nuovo assessore per i 390 comuni isolani, la nuova figura del consigliere comunale supplente, che prevede che il primo dei non eletti in una lista elettorale sostituisca il consigliere comunale che va a ricoprire la carica di assessore, una norma che entrerà in vigore già dalla data di approvazione del disegno di legge. E poi la presenza di genere nelle giunte, il 20% in più per i comuni che hanno più di 5.000 abitanti. Ulteriori innovazioni riguarderanno le elezioni amministrative regionali, dove viene introdotto il tagliando antifrode sulle schede elettorali. E c'è una dura presa di posizione del Movimento 5 Stelle all'ARS per il rinvio della discussione della legge sul crack programmata per oggi. La legge sul crack andava approvata oggi, afferma la deputata Roberta Schillaci, per dare un forte segnale alla società e per rispetto dei familiari di coloro che hanno avuto a che fare con questo terribile flagello e delle associazioni presenti in aula, a cui va parte del merito di questo disegno di legge. Nonostante siamo consapevoli, continua, della sensibilità sul tema del presidente della regione, che ha capito la grande emergenza e importanza del problema, stanziando risorse di gran lunga superiori a quelle precedentemente in campo, dice Schillaci, non possiamo che rammaricarci del rinvio. I capigruppo e le opposizioni hanno votato compatte per approvare oggi la legge, mentre i gruppi di maggioranza hanno votato per il rinvio a domani.
Non c'è pace per il trasporto pubblico siciliano, dove si affaccerebbe un'occasione allettante per i privati, ovvero una cosiddetta torta da 820 milioni di euro, il tutto per collegare gli innumerevoli chilometri di strade dell'isola. L'unica che finora ha fatto sentire politicamente la propria voce è stata Sud di Chiama Nord, vale a dire il partito di Cateno De Luca, con il parlamentare all'Ars Giuseppe Lombardo. Dal fronte occupazione ci sarebbe da tutelare il futuro dei circa 700 dipendenti della partecipata regionale, azienda siciliana trasporti, ma da salvaguardare anche gli spostamenti, soprattutto di studenti e pendolari, che si sono visti stravolgere il normale raggiungimento di istituti scolastici e sedi di lavoro. Nelle scorse ore da registrare l'amaro sfogo a mezzo social di Cateno De Luca, pronunciatosi adesso anche a mezzo comunicato stampa, titolando "La svendita di Ast, vergogna per la politica siciliana". Da mesi, continua Cateno De Luca, Sud di Chiama Nord con il deputato Giuseppe Lombardo denuncia le manovre dietro la progressiva privatizzazione dell'azienda a scapito del servizio pubblico e dei diritti di cittadini e lavoratori, e si chiede: perché in Sicilia gli affari della banda Bassotti politica li deve continuare a pagare il cittadino? Non solo Schifani e i suoi compagni politici di merenda, è sempre De Luca che scrive, si sono svenduti l'azienda di trasporto pubblico regionale AST, ma il servizio di mobilità non viene nemmeno garantito. E parla anche di come questo sia un ulteriore attacco, soprattutto ai comuni montani, dove si continua a vivere eroicamente cercando di salvaguardare il territorio e le nostre radici, nonché già alle prese con molteplici difficoltà. Servizi sospesi senza preavviso, lasciando numerosi studenti e pendolari in attesa alle fermate senza spiegazioni. E ci va giù anche duro. Assistiamo all'ennesima vergogna che si consuma sulla pelle dei siciliani, ma il governo regionale preferisce continuare a colpire chi ha più bisogno di un servizio di trasporto efficiente. Stanno completando l'ultimo affare politico nella triste storia dei servizi pubblici essenziali: privatizzare gli utili e socializzare i costi del trasporto pubblico locale. E conclude con un appello ai colleghi sindaci della Sicilia: l'invito a presentare un esposto per interruzione di pubblico servizio. Torniamo adesso a parlare di caro voli in Sicilia. Ci sono nuove misure da parte della regione. Vediamo. La vicenda dei rimborsi contro il caro voli in Sicilia, che sono ormai al palo sia per i viaggiatori che per le compagnie aeree, dimostra che quando Federconsumatori ha espresso forti dubbi su questa misura per la prima volta l'11 novembre 2023 aveva assolutamente ragione. Si è perso tempo e denaro, tantissimo, e non si è nemmeno lontanamente risolto il problema, a dirlo il presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa, che in una nota diffusa alla stampa prosegue: avevamo detto che i soldi sarebbero stati insufficienti e così è stato, avevamo detto che le procedure di rimborso sarebbero state lente e macchinose e così è stato, avevamo detto che i prezzi dei biglietti non sarebbero scesi di €1 e così è stato. Avevamo detto che i siciliani non più residenti in Sicilia sarebbero stati discriminati e così è stato. Avevamo detto anche come sarebbe stato meglio affrontare il problema e così purtroppo non è stato affatto, visto che il governo regionale ha totalmente ignorato i nostri suggerimenti, andando dritto per la strada dello spreco di denaro pubblico. Suggerimenti però che anche a distanza di un anno restano gli stessi: per far scendere i prezzi dei biglietti aerei bisogna lavorare sull'offerta e non sulla domanda, bisogna creare le condizioni affinché le compagnie aeree aumentino il numero dei voli disponibili, quantomeno nei periodi di massima richiesta, e bisogna sfruttare gli scali minori, cioè Trapani, Birge e Comiso, che hanno abbondanti spazi liberi e non aspettano altro che essere valorizzati. E intanto abbiamo previsto uno stanziamento di 6 milioni di euro che serviranno a garantire la copertura finanziaria per il bonus caro voli per tutto l'anno. Ad affermarlo è il presidente della regione siciliana Renato Schifani. L'iniziativa introdotta dal governo, continua ancora il presidente, ha riscosso notevole successo. Le polemiche di queste ore appaiono quindi stucchevoli e fuori luogo. Poco prima dell'intervento di Schifani era stato il Codacons a lanciare l'allarme sul budget per la concessione del bonus,
Il Codacons Sicilia, con il proprio vicepresidente regionale Bruno Messina, ha infatti annunciato azioni contro il governo Schifani per tutti coloro che in questi giorni stanno cercando di ottenere il bonus istituito dalla regione per mitigare il prezzo dei voli. Dopo innumerevoli segnalazioni ricevute, dice Messina, abbiamo constatato che il voucher garantito a talune categorie di soggetti per i voli da e per la Sicilia al momento non verrà erogato per mancanza di fondi. La misura introdotta proprio da Schifani e da noi ritenuta insufficiente e inadeguata, adesso costituisce l'ennesimo miraggio per i siciliani. E così, se in precedenza chi ha usato il portale si è trovato a dover attendere circa 2 mesi per conseguire l'indennizzo, adesso non si sa se otterrà il sostegno economico, ma c'è di più. Sono stati intanto firmati decreti per i rimborsi per il caro voli presentati fino al 31 agosto per circa 3 milioni di euro. Per quanto riguarda le ulteriori risorse, così come già annunciato dal presidente Schifani, nella prossima manovra di assestamento di bilancio verranno stanziati altri 6 milioni che riteniamo siano necessari per coprire tutte le richieste che arriveranno entro dicembre. La nuova provvista finanziaria è stata prevista cautelativamente perché attualmente sono ancora disponibili le somme stanziate a inizio anno. Tutte le polemiche e gli allarmi lanciati in queste ore quindi sono assolutamente false e dannose. Lo afferma in questo caso l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, proprio in merito alle difficoltà per i pagamenti promessi per il caro voli in Sicilia. E arriva anche ad Agrigento il tour della polizia Una vita da social destinato ai giovani. Vediamo le interviste in questo servizio che ha realizzato Arturo Cantella. Dopo l'ampio consenso delle precedenti edizioni, anche quest'anno, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la sua direzione centrale per la Polizia Scientifica e Cibernetica, ha programmato la campagna educativa itinerante Una vita da social, mirato alla sensibilizzazione dei giovani e alla prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo del web, articolata in vari momenti di informazione degli insegnanti, i genitori, gli studenti delle scuole secondarie, primo e secondo grado. Quest'anno la campagna educativa è giunta alla sua 12ª edizione, ha preso l'avvio lo scorso 16 settembre da Cagliari, ha raggiunto Agrigento oggi mercoledì 25 settembre con la presenza del truck con i colori della Polizia di Stato allestito con le tecnologie dell'ultima generazione, a bordo del quale avverranno incontri tematici del personale della Polizia di Stato con gli studenti e gli altri visitatori. Stamani la visita degli alunni dell'Istituto Agrigento Centro, accompagnati dalla dirigente scolastica Rosellina Greco. Oggi siete qui con gli studenti per approcciarvi e fare conoscere, questo stand della polizia. Sì, questa campagna itinerante della Polizia di Stato, dal titolo Una vita da social, rappresenta per i nostri studenti un'importante esperienza di cittadinanza attiva e responsabile, perché vengono sensibilizzati a comprendere le insidie, i pericoli della rete, a capire l'importanza di un uso consapevole di internet, del web e soprattutto l'importanza di contrastare il cyberbullismo. Ritengo che questo progetto Una vita da social sia in linea con quelli che sono gli obiettivi, i compiti della scuola, cioè un'educazione digitale per far sì che siano cittadini del domani attivi e responsabili, e poi è al passo con le esigenze delle nuove generazioni e con lo sviluppo delle nuove tecnologie che hanno indiscutibilmente invaso la nostra vita. Insomma, un buon approccio con l'inizio del nuovo anno scolastico del vostro istituto e delle scuole annesse? Sì, un buon approccio per l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, un buon inizio, e speriamo davvero che ci siano tante occasioni in intesa con le altre istituzioni per fare educazione digitale, che poi è educazione ad una cittadinanza globale.
Arriva nuovo personale infermieristico alla casa circondariale di Agrigento ed è soddisfatta la CISL. Nuovo personale infermieristico alla casa circondariale di Lorenzo, la soddisfazione del coordinatore della sanità pubblica e privata della CISL FP Alessandro Farrugia. Ancora una volta il nostro sindacato, afferma Alessandro Farrugia della CISL, è protagonista nella tutela del personale sanitario all'interno della casa circondariale. Ringraziamo i vertici dell'ASP per aver predisposto il reclutamento di personale infermieristico, colmando una carenza che il nostro sindacato denuncia da tempo. La CISL, tuttavia, sottolinea a gran voce la grave carenza di agenti di custodia, personale fondamentale per la gestione, ma principalmente per la sicurezza degli stessi operatori sanitari, in considerazione del fatto che si sono già registrate aggressioni, come quella avvenuta a carico di un dirigente medico e un infermiere nei giorni scorsi. E adesso qualche notizia di cronaca, partiamo con Lampedusa, dove sono 208 i migranti sbarcati dopo che le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 4 imbarcazioni salpate da Giansur, Sabratha, Zuwara e in Libia. Sui natanti, da un minimo di 29 a un massimo di 82 persone, hanno detto di essere bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani e siriani. I gruppi sono stati portati all'hotspot di Contrada Embriacola, dove al momento ci sono 331 ospiti. In mattinata, a su disposizione della prefettura di Agrigento, il trasferimento di 108 persone. Ieri, con un aereo organizzato dall'OIM, ne erano stati trasferiti 178 a Bergamo. E Matteo Messina Denaro non smette di fare parlare di sé, spunta una nuova amante. La chiamava cocca e la portava in giro per tutta la Sicilia, tra negozi per fare shopping e ristoranti di lusso. E, quanto emerge nelle 208 pagine di verbale in cui una donna di Campobello di Mazara che ha 38 anni, racconta gli anni trascorsi insieme al boss Matteo Messina Denaro tra l'ottobre del 2019 e l'aprile del 2022. La notizia è pubblicata dal giornale online Palermo Today. Il boss, secondo quanto ha raccontato la testimone agli inquirenti, si sarebbe presentato nel suo negozio di frutta e verdura come il dottore Francesco Averna, all'epoca 57 anni, nato non il 26 aprile 1962, sua reale data di nascita, ma il 1 maggio, residente a Palermo nella zona di Via Belgio, divorziato, medico anestesista in aspettativa in una clinica privata o del capoluogo, padre di 2 figli ormai grandi, che avrebbe cresciuto in buona parte da solo perché piantato dalla moglie quando aveva scoperto una sua tresca con la sorella. Messina Denaro avrebbe confidato all'amante di avere una madre anziana accudita da una badante a Castelvetrano, che si chiamava Lavinia come una delle sue figlie, e di avere anche un cagnolino, quello che utilizzava come foto profilo sui social. Il medico Averna era ricco e benestante, con un portafoglio molto pregiato, pieno di soldi tutti messi ordinati e una copia de L'origine del mondo di Gustave Courbet a sovrastare il letto dell'alcova, che poi era il covo di via San Giovanni a Campobello, in cui 2 volte a settimana la coppia si incontrava. Il boss avrebbe portata in giro la sua ultima fiamma con una Fiat 500 in varie parti della Sicilia, al centro commerciale Conca d'Oro di Palermo per fare shopping, in ristoranti alla moda di Mondello e Sferracavallo, in un resort della Daura, e in località turistiche come Cefalù e Taormina. Conosceva tutti ma non salutava nessuno, dava sempre l'impressione, ha dichiarato la donna, che non aveva amici, era chiuso, molto riservato, strano, non sopportava niente, diceva, io ho le mie cose e non le racconto a nessuno, non mi piace parlare di me. Nella società moderna appare alquanto paradossale che ad un bambino di 7 anni venga negato il diritto allo studio a causa di beghe familiari e che nessuna istituzione alla quale le parti si sono rivolte riesca a risolvere. Lo denuncia l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars, che dopo aver ricevuto una lettera da una mamma di Ribera ha deciso di sollevare il caso, scrivendo all'assessore regionale all'istruzione, al sindaco
sindaco del comune in provincia di Agrigento e all'ufficio scolastico regionale e al dirigente scolastico dell'istituto. Il papà e la mamma del piccolo sono separati e il giudice ha assegnato l'affidamento congiunto. La donna con il bambino si è trasferita dalla Puglia in Sicilia per motivi di lavoro e dunque viene richiesto alla scuola frequentata dal bambino lo scorso anno il nulla osta per permettergli l'iscrizione nel nuovo istituto scolastico. La scuola di provenienza nega però più volte il rilascio del documento per la mancanza di assenso da parte del padre e così il bambino ad oggi rimane a casa. E adesso Cianciana, dove i carabinieri hanno sequestrato ben 30 kg di prodotti ittici. I militari della stazione dei carabinieri di Cianciana, congiuntamente al personale della capitaneria di Porto Empedocle, hanno eseguito un controllo a un venditore ambulante di prodotti ittici. A esito delle attività sono state riscontrate violazioni della normativa comunitaria in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacultura. Nello specifico è stata constatata la mancanza di informazioni obbligatorie sugli imballaggi, sulle etichette, non assicurando la corretta tracciabilità dei prodotti in vendita. Per tali violazioni il venditore ambulante è stato sanzionato dai carabinieri amministrativamente per un importo complessivo di 1.500 euro, con il contestuale sequestro di circa 30 kg di prodotti ittici vari. Agrigento, capitale della cultura, da qualche giorno viene pubblicizzata all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Banner, display e LED wall mostrano ai turisti le bellezze della città, sollecitandoli a metterla tra le mete di viaggio, anche se di fatto poi chi arriva da Palermo e fosse catturato dalle immagini decidendo una gita nella città dei templi dovrà fare il conto con l'assenza di collegamenti diretti che utilizzino tempi ragionevoli e funzionali a quelli del viaggiatore, strade interrotte e bus e treni disponibili solo fino ad una certa ora. Ma queste sono altre storie che prescindono dalla comunicazione. E domenica 29 settembre a Sciacca, nei campi del Roccoforte Verdura Resort, si terrà la seconda edizione della Costa del Mito Golf Cup, organizzata dal distretto turistico Valle dei Templi. L'evento rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario golfistico e si svolgerà nel prestigioso resort noto per la sua offerta ricettiva di lusso in Sicilia. Sotto shock il centro nebbroideo di San Marco d'Alunzio, sconvolto per l'incidente di ieri notte costato la vita al giovane Gabriele Di Simone, il 29enne in procinto di sposarsi. È accaduto in contrada Stella di Alcaralifusi, lungo una strada sterrata e poco protetta che risale la collina franosa del centro, una strada che il ragazzo aveva più volte percorso, ma probabilmente a causa di una manovra è uscito fuori strada precipitando lungo un costone per almeno 200 metri, spiegano i soccorritori. Nello schianto della Jeep guidata dal 29enne è rimasto coinvolto anche l'amico e compaesano sedicenne che viaggiava con lui, trasferito d'urgenza al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono gravi ed è ricoverato in rianimazione. Illeso invece l'altro ragazzo a bordo con loro, un 18enne, anche lui del comune dei Nebrodi, che era sceso dall'auto per esigenze fisiologiche. È stato proprio lui a dare l'allarme. Intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e la forestale. L'equipaggio dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 142 ha provveduto al recupero del ferito e subito dopo è stata la vittima dell'incidente stradale, che è stato trasportato all'obitorio per l'autopsia ordinata dalla procura di Patti, che ha avviato un'inchiesta per fare luce sulla tragedia. Infine, intorno alle ore 16 i vigili del fuoco hanno concluso gli interventi di soccorso. Spazio alla pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. E adesso lo sport, partiamo dall'Acragas con l'esordio di Pino Rigoli ieri al suo
primo allenamento della squadra. L'avevamo anticipato con il notiziario di martedì scorso. Pino Rigoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Acregas e proprio martedì pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento allo Stadio Seneto, accolto tra gli applausi da qualche centinaio di tifosi. Il tecnico peloritano nella mattinata sempre di questo martedì si era incontrato in città con il presidente Giuseppe Deni e dopo aver discusso alcuni punti importanti ha sciolto la riserva accettando di buon grado a guidare l'Acregas. Prima di scendere sul rettangolo di gioco ha voluto incontrare l'intera rosa di giocatori, molti dei quali già conosceva. Un lungo discorso chiarificatore e poi tutti a sudare sul rettangolo di gioco. Adesso è tempo di sbracciarsi ed iniziare a fare punti per tirarsi fuori da questa brutta situazione. L'avversario domenica prossima è la San Cataldese ed occorre concentrarsi al massimo. Tutto è possibile anche perché la classifica è cortissima e basterebbero un paio di vittorie per rimettersi nuovamente in carreggiata. Si conosce abbastanza bene il curriculum di Pino Rigoli, che in passato ha già allenato per ben 2 volte l'Acregas in eccellenza, ottenendo la promozione in D a suon di record. Ed anche in Lega Pro, subentrando al tecnico Nicola Legrottaglia e salvandola da una possibilissima retrocessione. L'ultima esperienza in panchina è stata con il Modica, squadra alla quale è legato dai primi anni della sua carriera. Recentemente ha allenato l'FC Messina in Serie D, prima della società peloritana aveva però allenato anche Rende, Viterbese, Sicula Leonzio, Catania ed Acregas in Serie C. Altre esperienze in carriera nei dilettanti con Agropoli, Acregas e Modica. Restiamo in tema di calcio e come ogni settimana in chiusura oggi vi proponiamo la goleada, la consueta Goal Collection per gli amanti dei gol e del calcio. C'è una sola squadra nel girone di Serie D a punteggio pieno dopo appena 3 giornate. Questa è la Scafatese, che dette il passo battendo il Licata per 4-0. Man of the match Antonio Esposito, autore di una doppietta personale e dell'assist per Palmieri, mentre il poker finale è a firma di Potenza. 5 le squadre alle spalle dei Canarini a quota 6 punti, tra queste il Siracusa che piega la Nissa con la rete di Domenico Maggio. Si interrompe la striscia utile del Sambiase caduto a Santa Maria la Carità, vince il Pompei grandi firme per 2-0 con le reti di Matteo Di Piazza e Andrea Petta. Altro successo esterno, quello della Vibonese che rialza subito la testa battendo il Locri a domicilio, vale 3 punti, la rete a 20 dal termine di Pietro Terranova. Vittoria mai in discussione per la Regina che torna dalla trasferta di Sant'Agata di Militello con i 3 punti in tasca, doppietta di Barranco, rete della bandiera di Nunzi, chiude il conto dagli 11 metri Nino Barilà. 5 i derby siciliani in questa terza giornata di campionato molto equilibrati e 2 di questi chiusi in parità, come a San Cataldo con l'11 Verde Amaranto che passa in vantaggio con Montaperto, rete del Paternò, la seconda in campionato per Guida. 1-1 anche tra Ragusa e Cireale, il primo scatto è di marca Granata con Capnidis, i Blei che sprecano un calcio di rigore con Eigiachi ma agguantano la parità nel secondo tempo con Memeo. Blitz esterno dell'Enna che capitalizza il pallonetto vincente di Giorgio Cicirello sbancando il dal Contres Barone di Barcellona Pozzodigotto, mentre il derby agrigentino va al Castrum Favara che batte l'Acregas Faranino di Coda per 2-0 con le reti di Romero e Deiana Testoni. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito sul 93 alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino sul 268 in tutta Italia e ancora sul sito www.televideoagrigento.tv. Grazie per l'attenzione e naturalmente appuntamento alle prossime edizioni.